Gentili telespettatori, ben trovati dalla redazione di TPN Veneto. Pochissime richieste. Sentiamo in merito a questa vicenda davvero paradossale cosa ne pensa Michele Lipani, uno dei traghettatori del movimento verso il PDL a Portogruaro, il servizio. Michele Lipani, lei è uno dei traghettatori che dovrà condurre al PDL, alla nascita del PDL a Portogruaro, alla sezione di Portogruaro. Lei che idea si è fatto di queste dichiarazioni di Rodriguez che non appoggerebbe Tabaro se Tabaro si porta dietro la lista, ma appoggerebbe Tabaro soltanto se si presenta come candidato sindaco solo del PDL? Guardi, innanzitutto io mi auguro che da qui a breve ci sarà un unico portavoce per il PDL, perché così evitiamo di parlare in tanti per conto dello stesso partito. Questa è una necessità impellente e, ripeto, mi auguro che da qui a breve ci sarà. E cosa vuole? Sono un po' di mal di pancia ereditati dalla sconfitta elettorale del candidato sindaco. E io ritengo che il discorso della lista civica sia giusto, che la lista civica ci sia, è giusto che la lista civica ci sia perché può essere un valore aggiunto a una coalizione, però è anche vero che un candidato della caratura di Angelo Tabaro dovrebbe poter essere espressione del PDL, cioè il PDL fra l'altro ha anche il diritto di esprimere un suo candidato, di far correre un suo candidato. Quindi lei è d'accordo con Rodriguez? Sono d'accordo in linea di massima con quello che dice Rodriguez, anche se devo anche ammettere che quando ci sono state le trattative all'inizio della campagna elettorale per la candidatura di Angelo Tabaro si è delineato lo scenario di un candidato espressione un po' di tutti i partiti e non solo del PDL.